In regione crescono contagi e incidenza, lo dice il GIMB, stabili ricoveri ancora sotto la media nazionale i vaccini tra gli over 50, bassa l'adesione al Vax Day dell'Università di Udine, Federica pronti per la terza dose. Taglio del nastro ufficiale per Friuli Doc, madrina d'eccezione la medaglia di bronzo olimpica nella scherma, Mara Navarria sul palco assieme all'oro del ciclismo Jonathan Milan. È atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Le celebrazioni per i 60 anni della pattuglia acrobatica nazionale il 18 e 19 settembre ha rivolto 8.000 le persone che assisteranno all'evento. Spacciavano droga tra Pordenone, Udine e Venezia usando passaggi sotterranei e aree isolate. I carabinieri di Sacile hanno sgominato la banda guidata da un 46enne che si faceva chiamare La Bestia. Alla ripresa contro lo Spezia, Gotti dovrà rinunciare a Udoge, l'azzurrino salterà 3 gare, dubbi sugli esterni per Gotti, con Molina che stanotte sarà in campo in Bolivia. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. In Friuli Venezia Giulia continuano a salire contagi e incidenza, sono invece stabili ricoveri in terapia intensiva e in area medica. A rilevarlo è la Fondazione GIMB nel consueto report settimanale diffuso questa mattina sull'andamento del Covid, dal quale emerge anche che il Friuli Venezia Giulia è al 4° posto in Italia tra le regioni con minor popolazione vaccinata. Salgono ancora incidenza e nuovi casi, ma restano sotto controllo i numeri dei ricoveri. La fotografia scattata dalla Fondazione GIMB sull'andamento del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel consueto report settimanale. A livello regionale i contagi nel periodo 1-7 settembre salgono a 114 ogni 100.000 abitanti, erano 107 giorni fa, ma con notevoli differenze territoriali. A Trieste infatti l'incidenza è salita a 130 positivi ogni 100.000 abitanti, mentre nel Friuli occidentale si attesta a 64, nell'Isontino a 54 e nell'ex provincia di Udine a 45. Ancora un aumento rispetto alla settimana precedente i nuovi contagi cresciuti del 3,9%, percentuale decisamente più contenuta rispetto al boom della settimana precedente, quando il dato si era attestato al 31,1%. Restano ampiamente sotto la soglia, rispettivamente al 10 e al 15%, i ricoveri in terapia intensiva, al 7%, e quelli in area medica al 4%, esattamente come la scorsa settimana. Resta il nodo dolente delle vaccinazioni della fascia over 50. In Friuli Venezia Giulia il 16,6% della popolazione ultra cinquantenne non ha ricevuto alcuna somministrazione, dato che pone la nostra regione al 4° posto tra le meno vaccinate, alle spalle di Sicilia, Calabria e Bolzano. La percentuale, complice anche il Green Pass, è comunque in diminuzione. 7 giorni fa il dato si attestava al 17,2%. Per quanto riguarda in particolare i numeri di oggi, sono 118 i nuovi casi emersi in regione, 113 in particolare da 3.270 tamponi molecolari, con la percentuale di positività che si attesta al 3,46%, 5 casi sono invece emersi da 4.207 test rapidi con una positività dello 0,12%. Non si sono registrati decessi, restano 12 le persone in terapia intensiva, scendono a 47 quelle in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un infermiere dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e 2 contagi tra gli ospiti delle RSA dell'area triestina. Le persone in isolamento sono 1.407. Se arriva l'ok, la Regione è pronta a partire per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid, lo ha ribadito oggi il Presidente della Regione Federica. Penso che dobbiamo correre e iniziare subito, perché noi non dobbiamo perdere tempo, perché stiamo vedendo anche che soprattutto in immunodepressi, dove i vaccini hanno una formazione di anticorpi che decadono molto velocemente o che magari non sono efficaci, la terza dose invece aiuta ad alimentare il sistema immunitario e a difendere le persone più fragili dal Covid. Quindi partiamo, noi siamo pronti come Regione. Intanto è rimasta bassa l'adesione al Vax Day dell'Università di Udine nel pomeriggio di oggi, che offriva a studenti e personale universitario la possibilità appunto di vaccinarsi.
Sono una trentina le persone che hanno aderito alla seduta vaccinale organizzata dall'Università di Udine in collaborazione con l'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Il punto vaccinale è stato allestito all'interno delle aule Feruglio del Polo Scientifico dei Rizzi per gli studenti universitari iscritti all'Ateneo e per il personale docente e non. Qualche studente che non si era già inserito nell'elenco si è presentato all'ultimo momento per richiedere il vaccino. L'affluenza non è molto elevata, come del resto ci aspettavamo, su qualche decina di prenotazioni. È un evento a cui noi abbiamo voluto partecipare e devo dire che lo sforzo è uno sforzo che continuiamo a fare su tutto quanto il territorio. Per noi lo facciamo naturalmente con soddisfazione, anche se i numeri non sono importantissimi, cerchiamo di raggiungere anche naturalmente tutte quelle persone che in questo momento ancora non sono vaccinate e quindi, così come avviene sul territorio, abbiamo voluto farlo anche in collaborazione con l'Università di Udine. Sono in arrivo oltre 15.000 locandine per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022. L'obiettivo è vaccinare 470.000 persone superando la soglia del 70% raggiunta lo scorso anno. Dopo le dosi circa 470.000, di cui 180.000 in arrivo dal Veneto, la Regione si prepara alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022, visto gli ottimi risultati dello scorso anno, complice anche la pandemia, dopo anni di difficoltà nel riuscire a far fare la profilassi ai soggetti a rischio. Arx, l'azienda Zero, ha dato il via libera alla stampa di 1.300 manifesti da 1,4 metri per 2 e poco meno di 15.200 locandine, 30 per 60. L'appalto ha un valore di 19.000 euro, di cui una parte ovviamente legata ai costi di affissione e alle tasse comunali. L'iniziativa rientra nel contesto delle raccomandazioni del Ministero della Salute, che aveva invitato le regioni ad avviare la campagna vaccinale fin dall'inizio di ottobre, di offrire l'antinfluenzale ai soggetti a rischio in qualsiasi momento della stagione influenzale e di porre attenzione alla fascia 6 mesi-6 anni. Come lo scorso anno, la fascia d'età gratuita sarà estesa fino ai 60 anni, oltre ai soggetti a rischio e agli operatori sanitari. Lo scorso anno erano state somministrate circa 360.000 dosi di vaccino, arrivando alla copertura di gregge del 70%. Quest'anno l'obiettivo è di avere 460.000 dosi, visto che il problema principale era stato l'approvvigionamento dopo anni in cui il Friuli Venezia Giulia a malapena arrivava al 50% della copertura. Taglio del nastro ufficiale poco fa a Udine per Friuli Doc, tenuto a battesimo sul palco da due sportivi d'eccezione, le medaglie olimpiche a Tokyo, Mara Navarria nella scherma con il suo bronzo e l'oro nel ciclismo di Jonathan Milan. Sono 4 anni, sempre il sole e siamo contenti perché è fondamentale il bel tempo, perché è una manifestazione tutta all'aperto e se viene la pioggia le cose sono molto condizionate. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere 2 campioni con noi, 2 campioni ciclismo in scherma che hanno dato lustro a questa terra, al nostro Friuli, e quindi è un piacere presentarli alla città in questo Friuli Doc. Navaria, un'emozione essere una madrina. Ma io ritorno nella mia città natale per essere madrina di questa manifestazione che valorizza tutti i prodotti del Friuli, quindi sono orgogliosa di essere qua. Più emozionata adesso o più sulla podana? Ma sicuramente sono emozioni diverse, devo dire che io poi apprezzo un sacco i prodotti e quando ho potuto ho sempre portato in giro con me sia nell'Italia che nel mondo, e anche a Tokyo avevo il prosciutto di San Daniele, quindi non posso esimermi da essere felice qui, però credo anche che i prodotti friulani siano diversi, abbiano un gusto deciso e che forse contraddistingue anche come noi, ci contraddistingue noi friulani. A Maria piace il prosciutto crudo e San Daniele, vediamo insomma a Milan cosa piace. Sinceramente vado sul classico anch'io, il prosciutto e anche il frico è uno dei piatti che adoro di più, ecco, delle nostre terre. Come ci si sente essere sul palco di Friuli Doc, essere chiamato per essere, diciamo, il portabandiera in questo caso della friulanità? Per me comunque è un onore essere qua, è un onore essere stato chiamato e veramente è una di quelle altre emozioni e situazioni che non si dimenticheranno molto facilmente, e quindi molto contento di essere qua. C'era anche il presidente della Regione Federica che ha sottolineato come grazie al Green Pass si possono svolgere questi grandi eventi. Soddisfatto anche l'assessore al turismo Sergio Bini, che ha detto Udine si sta rilanciando.
Sei più emozionato adesso a presentare Friuli Doc oppure vedere queste 2 medaglie d'oro che hanno portato il Friuli in alto nel mondo? No, stanno insieme, stanno perfettamente insieme, voglio dire, sono le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, dal Friuli Doc con l'agroalimentare che viene oltretutto promosso, ovviamente le bellezze turistiche con i campioni olimpici della nostra terra, tutto aiuta a far conoscere di più e a promuovere la nostra terra, sia dal punto di vista sociale che da quello culturale che da quello sportivo. Il Green Pass permette di organizzare eventi come questo e, come ho sempre detto, il Green Pass permette di aprire di più, permette di tenere aperto e mi auguro che continui così. Noi abbiamo un aumento di contagi, ma devo dire non proporzionale fortunatamente all'aumento di ospedalizzazioni che vedevamo invece qualche mese addietro. Quindi in questo momento il Friuli Venezia Giulia sta tenendo, grazie a una campagna vaccinale efficace. Ci auguriamo che più persone partecipino alla campagna vaccinale e grazie all'utilizzo di Green Pass per aprire determinate attività. Questi sono dei grandi eventi che fanno molto bene alla regione Friuli Venezia Giulia, fanno molto bene all'immagine della regione Friuli Venezia Giulia, un comune di Udine che ha dato dimostrazione in questi difficili anni, perché non stiamo parlando di anni normali, di cosa significa saper investire, saper crescere e saper organizzare eventi come questi. Guardate, io ho già avuto modo di dirlo in conferenza stampa, le presenze dei turisti in Friuli Venezia Giulia in quest'anno sono state presenze molto importanti, abbiamo raggiunto il record di sempre per quanto riguarda gli austriaci, abbiamo segnato un più 3% per quanto riguarda gli italiani, abbiamo attratto dei turisti altospendenti, quindi sono molto contente le casse dei commercianti, degli albergatori, di chi produce. Ma devo dire che il record noi l'abbiamo avuto di presenze nel comune di Udine, mai così tanta gente come quest'anno. Un altro grande evento, quello del 18 e 19 settembre a Rivolto, stiamo parlando delle celebrazioni per i 60 anni della pattuglia acrobatica nazionale, evento al quale è atteso anche il capo dello Stato Mattarella, per il quale sono circa 8.000 le persone che sono riuscite a strappare un ticket. È atteso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni per i 60 anni della pattuglia acrobatica nazionale. Una festa in programma nelle giornate del 18 e il 19 settembre nella base dell'Aeronautica Militare di Rivolto. Sarebbe un ritorno per il Capo dello Stato che partecipò anche ai 55 anni della pattuglia acrobatica nazionale nel settembre 2015. All'epoca, davanti a centinaia di migliaia di persone, il Presidente della Repubblica riconobbe l'eccellenza delle frecce tricolori e la qualità dell'aeronautica militare. Una visita importante, quella del Capo dello Stato a Rivolto, per celebrare anche i 95 anni del secondo stormo, il più antico dell'aeronautica. In questi giorni prefettura, questura e istituzioni locali sono impegnate nella messa a punto dei dettagli e della sicurezza. Quest'anno alla base di Rivolto avrà accesso solo chi è riuscito a registrarsi e chi sarà munito di Green Pass. Ma i posti assegnati al pubblico, circa 8.000 biglietti, sono terminati in poco tempo, in soli 10 minuti il 2 settembre, la giornata che dava il via alle prenotazioni. Un'operazione dei Carabinieri di Sacile ha permesso di fermare una banda che spacciava cocaina e marijuana tra Pordenone, Udine e Venezia, usando passaggi sotterranei e aree isolate. Un uomo in manette, 3 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, 1 con obbligo di firma, 2 persone denunciate, 40 segnalate alla prefettura. Sono i numeri dell'operazione Belua dei Carabinieri della Compagnia di Sacile che hanno sgominato un traffico di sostanze stupefacenti tra la cittadina Giardino della Serenissima, Pordenone, Treviso, Udine e Venezia. Sequestrati 20 grammi di cocaina, 12 telefoni cellulari, bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. Figura di spicco un 46enne di Sacile, soprannominato Bestia, da cui il nome dell'operazione in latino. Lo spaccio avveniva nel sottopassaggio della stazione a Sacile, in alcuni meandri detti bunker dei sotterranei delle palazzine di Corso Garibaldi, usati anche come nascondiglio per la droga. Tra le sostanze stupefacenti cedute anche cocaina bianca, nera e birra, di buona qualità, vendute a 80 euro al grammo. La marijuana, in gergo verdura, veniva venduta invece a 8-10 euro al grammo. Per la banda, composta anche da una 33enne italiana di Maniago, i guadagni illeciti potevano arrivare fino a 2.000 euro a settimana.
Daspo di 10 anni per il responsabile dell'aggressione a Fabrizio Nonis e al figlio di 22 anni. Il grave episodio risale al 27 agosto scorso, quando El Becher, volto noto anche di Telefriuli, era andato assieme al figlio a seguire Verona-Inter allo stadio Bentegodi. Al termine del match, i due, mentre raggiungevano l'auto per rincasare, erano stati circondati da un gruppo di 6-7 facinorosi scaligeri che li avevano aggrediti con calci e pugni. Il questore di Verona ha emanato un daspo decennale con la prescrizione dell'obbligo di firma per 5 anni nei confronti del principale responsabile dell'agguato, un noto ultrasveronese già precedentemente daspato per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, anche noto per i suoi precedenti di polizia. Un parapendista di 36 anni, originario della Polonia, è precipitato nel pomeriggio con la sua vela in una zona impervia tra Meduno e Travesio nel Pordenonese. È stato tratto in salvo dall'elisoccorso regionale, dai tecnici della stazione del soccorso alpino di Maniago e dai vigili del fuoco. L'uomo, policontuso ma sempre cosciente, è stato stabilizzato dal medico dell'elisoccorso, recuperato con il vericello e consegnato all'ambulanza che attendeva al campo base. Non è in pericolo di vita. Un uomo di 33 anni è stato arrestato ieri notte dalla polizia perché è sorpreso a rubare 2 biciclette dal garage di un condominio di Udine. Uno di questi mezzi è stato restituito, mentre per il secondo, del valore di 500 euro, si cerca il proprietario. Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in visita oggi in Friuli. Il generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi è stato ricevuto dal generale di brigata Antonio Frassinetto, comandante della Legione, nella sede di Udine. Ha rivolto ai militari parole di soddisfazione per i risultati ottenuti e ha ringraziato per l'attività svolta. A Gorizia poi ha visitato la sede del 13° Reggimento e la compagnia dei Carabinieri di Monfalcone. Ed è stato presentato questa mattina a Udine il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco per la provincia, Giorgio Basile. Le attività in Friuli, soprattutto a Udine, dove ho l'onore di essere comandante da circa una settimana, è in realtà molto complessa ma facilitata dal fatto di avere un ambiente particolarmente attivo, soprattutto per quanto riguarda le persone che lavorano qui, donne e uomini, particolarmente orientati all'obiettivo del soccorso e della tutela delle persone. L'obiettivo è quindi fare sicurezza sul territorio, sia come prevenzione incendi, sia come polizia giudiziaria, sia come sicurezza del territorio come aziende. Questo è uno dei miei obiettivi e l'intenzione di farlo in piena sinergia con tutti gli attori privati ma anche enti istituzionali, perché per poter raggiungere i propri obiettivi abbiamo bisogno tutti quanti non solo di fare bene il proprio lavoro ma di farlo in sinergia, e questa è una di quelle cose che ho imparato soprattutto a livello internazionale. Incremento del traffico ma diminuzione delle code e degli incidenti stradali. È il bilancio sull'esodo estivo di Autovie Venete, che ogni fine settimana ha schierato 200 persone per agevolare il flusso dei veicoli. Sulla rete autostradale di Autovie Venete il traffico aumenta dell'1,9% rispetto al 2019. Le code diminuiscono e calano anche gli incidenti, che sono stati 77 rispetto ai 95 di 2 anni fa. È quanto emerge dal bilancio sull'esodo estivo della concessionaria autostradale, che ogni fine settimana ha impiegato 200 persone per agevolare il flusso dei veicoli. Nonostante i numeri record di questa estate, lungo i quasi 240 km di rete sono stati 6.995.000 veicoli transitati, Autovie Venete non ha mai fatto ricorso a chiusure della A23 nel tratto tra Udine Sud e Nodo di Palmanova. In particolare, nel corso del controesodo, le code hanno raggiunto un'estensione massima di 2 km. Questo conferma l'efficacia della terza corsia, oggi diventata realtà dal Visopoli a Nodo di Palmanova, conferma il presidente di Autovie Maurizio Paniz. Grazie al lavoro dei tecnici di Autovie e delle maestranze siamo riusciti a chiudere i cantieri di circa 30 km prima dell'esodo estivo. Il nostro impegno è quello di completare l'opera, una delle più grandi attualmente in costruzione in tutta Italia.
Gli sforzi economici sono notevoli, ma non ci siamo mai fermati e ora siamo concentrati nel portare a termine il tratto Portogruaro-Alvisopoli. La Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha incontrato oggi al Super Salone di Milano gli imprenditori friulani del settore mobile, legno, arredo e ha sottolineato come emerga grande soddisfazione per un appuntamento che sta diventando un vero simbolo della ripartenza economica e del Made in Italy. È davvero un super salone di nome e di fatto. Quello che si respira qui a Milano è un clima di grande fiducia, un segnale importante che proviene da un comparto manifatturiero strategico per il paese e per la nostra regione. E questo in sintesi il commento della Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, in visita oggi al Super Salone di Milano, dove ha incontrato, accompagnata dal direttore generale Michele Nencioni e dal capogruppo Legno Mobile Sedia Fulvio Bulfoni, numerosi imprenditori friulani presenti alla manifestazione. Dagli operatori, conferma la Presidente, emerge prima di tutto grande soddisfazione per questo appuntamento che sta diventando un vero e proprio simbolo della ripartenza economica e del Made in Italy. Il settore legno arredo, che in Friuli Venezia Giulia conta 2.410 localizzazioni, rappresenta infatti il 20% dell'industria manifatturiera regionale e impiega 22.138 addetti. In provincia di Udine, dove sono ubicate il 58,4% delle localizzazioni regionali e il 50,3% degli addetti del settore, sottolinea Anna Mareschi Danieli, il rimbalzo produttivo del primo semestre del 2021 è dovuto alla crescita delle vendite in Italia nel settore dell'arredo casa. Le previsioni, conclude la Presidente di Confindustria Udine, sono dunque positive. Non abbassiamo la guardia sul contenimento della pandemia e non diamo nulla per scontato. Generalitalia ha consegnato i premi alle 105 imprese che hanno posto particolare attenzione al welfare aziendale. Tra queste ci sono anche 4 realtà del Friuli Venezia Giulia, la Ergon di Trieste in particolare è risultata terza a livello nazionale. Sono 4 le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia che Generalitalia ha premiato tra le 105 che hanno ottenuto le 5 W del Welfare Champion. Nel corso di un evento che si è tenuto a Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, tra cui il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, e dei vertici della Società del Leone, tra cui Marco Sesana, Country Manager e amministratore delegato di Generalitalia e Global Business Line, è stato sottolineato come in tempi di Covid il welfare nelle PMI italiane è cresciuto con un raddoppio delle realtà che hanno aumentato il livello di servizi. In questa nuova edizione del Welfare Champion, ha sottolineato Lucia Sciacca, direttore comunicazione di Generali, abbiamo voluto valutare l'impatto sociale sulla comunità. Le imprese, ha aggiunto Sesana, hanno agito come soggetto sociale oltre che economico di mercato, dando vita a un nuovo welfare di comunità. Le imprese hanno dimostrato che il welfare aziendale oggi può e deve uscire dall'azienda. Entrando nel dettaglio in ambito sanitario, sulle 6.000 realtà analizzate, dai 6 ai 1.000 dipendenti, il 44% ha attivato servizi diagnostici per il Covid, il 21% servizi medici di consulta a distanza, il 26% nuove assicurazioni sanitarie. Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, la flessibilità oraria è stato attivato dal 36% delle realtà e il 7% ha attivato aiuti per la gestione dei figli e degli anziani. Un'azienda su 3 ha anche supportato economicamente le famiglie. In FVG sono state premiate la Bintech SRL di Udine, la Brovedani Group di Pordenone, la MWFEP di Gorizia e la Ergon STP di Trieste, terza classificata a livello nazionale. L'iniziativa ha il patrocinio del Consiglio dei Ministri. Dagli scarti di produzione del marmo l'opportunità per i ragazzi dell'associazione Oltre Quella Seria di avvicinarsi al mondo del lavoro grazie a un progetto di inclusione realizzato assieme alla VREC di Cervignano. Dagli scarti di lavorazione di un'eccellenza del nord-est, la Marmi VREC di Cervignano, si è concretizzata una collaborazione che parla di inclusione e valorizzazione delle diversità. VREC, nata nel 61, inizialmente era protagonista nella realizzazione di progetti nel settore navale, ora dà un servizio più ampio nella realizzazione di qualsiasi progetto che preveda l'utilizzo della pietra naturale. Questo è un progetto veramente particolare e molto bello perché unisce un discorso di sostenibilità, quindi di recupero degli scarti di produzione, facendoli lavorare a questa associazione e commercializzandoli in un sito di e-commerce, quindi dando i proventi del ricavato a questa associazione. Andando un attimo a ribaltare quella che è la logica anche di un'azienda che fa qualcosa per un'associazione, quindi non è l'azienda che fa qualcosa per l'associazione, ma l'associazione che è protagonista. Lei ha dimostrato come la sensibilità di chi ha problemi anche intellettivi qualche volta è anche superiore a chi non ce li ha.
Sì, certamente. Noi nasciamo con questa visione, no? Che l'essere umano è l'essere umano e ha una storia, delle emozioni, dei sogni a prescindere dall'etichetta. E persone con disabilità intellettiva gli mancava questa opportunità, questi spazi di libertà per esprimersi. Come funzionerà questo progetto? Questo progetto funziona dove la ditta Marmi Break con i suoi scarti appunto di marmo ha creato queste forme di cuori e ce li consegna un po' grezzi e i ragazzi li perfezionano, li levigano, li puliscono, tolgono gli spigoli per poi appunto anche impacchettarli con la loro originalità. Dal 15 al 19 settembre torna a Pordenone Legge, 22esima edizione, 250 gli eventi previsti e 500 protagonisti italiani ed internazionali. Pordenone Legge 2021 trasforma l'impossibile in evento inaugurale con 5 conversazioni che vedranno protagoniste altrettante figure iconiche dell'antichità classica. A Pordenone Omero, Virgilio e Circe, a Trieste Lignano, Penelope e Arianna. Partirà mercoledì 15 settembre dalle 18:30 con le 5 interviste impossibili la 22esima edizione di Pordenone Legge, festa del libro con gli autori di scena fino al 19 settembre con 250 eventi e 500 protagonisti italiani e internazionali in 10 città. Promosso da Fondazione Pordenone Legge, il festival nella serata inaugurale festeggia il 49esimo premio Campiello, vinto da Giulia Caminito, e apre le celebrazioni per i 100 anni di Andrea Zanzotto con anteprima incontri. È stato presentato a Udine l'ultimo libro del giornalista e manager Massimo De Liva. Si chiama Friul Out e analizza la vecchia e nuova immigrazione friulana dal dopoguerra a oggi. Lo ha sentito Paola Treppo. 8 anni fa, quando ho iniziato a scrivere Friul Out, di immigrazione si parlava molto poco. Poi ha preso una piega sempre più importante come numeri. In 10 anni 25.000 friul-giuliani hanno lasciato la nostra terra, molti dei quali diplomati e laureati. E in Friul Out si cerca di approfondire tutte le cause che portano i friulani ad abbandonare la nostra terra, però si cercano anche delle proposte concrete per migliorare l'attrattività del Friuli Venezia Giulia, soprattutto come tessuto produttivo ma anche come ambito di ricerca, per favorire il rientro di quei friulani che si sono formati all'estero, quindi una sorta di circolarità dei cervelli, ma anche per favorire l'arrivo in Friuli di talenti dall'estero che possono aiutare la nostra economia a continuare a crescere. Ho intervistato circa 130 persone, 110 emigrati e una ventina fra imprenditori, manager, ricercatori, liberi professionisti friulani, appunto sul tema del rientro in Friuli Venezia Giulia e dell'aumento dell'attrattività del nostro territorio. Lo stop di Udoge che salterà le prossime 3 partite sarà una delle notizie che tratteremo tra poco a Sport FVG, spazio anche ai dilettanti con i calendari della Serie D, con la decisione della Manzanese di chiedere l'iscrizione alla seconda categoria e con anticipazione di quello che domani sera Telefriuli vi racconterà in esclusiva in diretta dalle 21, la presentazione dei calendari dei campionati dilettantistici regionali. A seguire poi il meteo. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale e vi auguro una buona serata.